cui da noi le tasse si pagano e chi non fa magari lo scontrino per il cono gelato lo fa per sopravvivenza, ma la verità è che le tasse si pagano. Finché ci mettono nelle condizioni di poterle pagare si continueranno a pagare. I veneti rispettano le regole e pagano le tasse. A confermare la nostra regione come virtuosa, al di là di ogni stereotipo, la classifica sulla fedeltà fiscale pubblicata dal Sole 24 Ore, che mette anche in evidenza la particolare correttezza di città come Padova, Venezia e Belluno. In una regione comunque virtuosa, Treviso si piazza al 7° posto come fanalino di coda, ma non se la cava male nessuna regione del nord, al top le province di Milano, Bologna e Trieste. Il problema è un altro, il problema è che in giro per l'Italia le tasse non si pagano e quindi il mio invito è quello di pensare, di andare a controllare non sempre i soliti e magari rincorrere il ragazzino per lo scontrino per il cono gelato, ma andare a controllare chi non le paga, perché poi i dati nazionali ci dicono che ci sono delle comunità che vadano oltre il 60%. I veneti, prosegue Zaia, pagano al fisco molto più di altre zone dove l'economia sommersa la fa da padrona. Secondo me i veneti sono tra le regioni, gli abitanti della regione che pagano più tasse. E si continua a pagare. E si continua a pagare, esatto, quello è l'unica soluzione, perché sennò ti portano via anche la casa che hai. Le altre paghiamo, certa gente invece no. Io le pago, gli altri non lo so. D'accordo con il presidente Zaia anche le associazioni di categoria. È una regione virtuosa e popolata da imprese virtuose che pagano le tasse. È vero, ci sono delle fasce chiaramente di non controllo sotto certi punti di vista, però mediamente è una regione virtuosa. È tempo, conclude il presidente, di sperimentare nella nostra regione una tassa unica per le imprese, non superiore al 35%. Noi invece chiediamo che si abbia il coraggio di applicare un'aliquota unica per la tassazione, che sia un'aliquota affrontabile, che si possano pagare le tasse e parimenti, ovviamente un'aliquota molto più bassa di quella che è oggi, poter anche avere pene più inasprite. Pene inasprite significa detenzione, esclusione dai pubblici uffici, interdizione totale per chi evade. Proprio oggi iniziano i controlli sulla base del redditometro. Secondo il segretario della CGA Giuseppe Bortolussi, lo Stato recupererà solo lo 0,7% dell'evasione totale. In ogni caso, i contribuenti onesti, dice, non dovranno temere nulla.